Silvio Fracasso di Vivere Veneto, simpatizzante Tea Party Veneto. Oggi vorrei illustrare i legami che vi sono tra Mare Nostrum, Mare Vostrum Italia, e il fallimento dell'Italia. Premesso che sono totalmente in linea al 100% con le dichiarazioni fatte da Carlo Sandrin a riguardo delle malattie, al fatto che queste sono già tra di noi, l'Italia, tra le varie cose che fa, sta addirittura discriminando i clandestini. Cosa vuol dire? Se il problema fosse contingentato a 10.000, a 50.000, a 100.000 persone, potrei al limite immaginare che l'Italia potesse aiutarli. A parte che personalmente ritengo che un paese indebitato con tanti problemi come l'Italia prima dovrebbe pensare ad aiutare se stessa. Una volta che ha aiutato se stessa, che si è sistemata, può pensare ad aiutare qualcun altro. Il problema riguarda 1 milione, 10 milioni, 100 milioni di persone. Dunque aiutarne quei pochi che arrivano qui è comunque discriminare. È comunque aiutare quei pochi che hanno i soldi per pagare gli scafisti, per pagare l'inizio del viaggio, perché poi andiamo a prenderli. Appunto, si stanno sovvenzionando gli scafisti, la malavita locale. Se qualche anno fa un mio amico mi avesse detto di aver visto un film nel quale vi fosse da una parte scoppiata la peggiore epidemia degli ultimi 30 anni, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questa epidemia si chiamasse Ebola, mortale 9 volte su 10, e dall'altra vi fosse uno staterello indebitato con molti problemi al collasso, che sta fallendo, che va a aiutare questa gente qua, che li va a prendere, li prende e li porta tra la propria gente, senza controlli sanitari, senza alcuna accortezza. Sì, per carità, ne controlleranno 1 su 10, gli altri 9 scappano il giorno dopo, dunque non prendiamoci in giro. E per contro tutti gli altri stati di buon senso hanno innalzato il livello di guardia ai livelli massimi. Addirittura l'America controlla i propri ambasciatori, cioè questi ambasciatori abituati a girare in hotel a 5 stelle di rientro dall'Africa sono messi sotto stretta sorveglianza. Noi invece prendiamo sta gente, mettiamo tra la nostra popolazione. Allora mi chiedo che senso può avere. Allora metto assieme questa situazione con un'altra, il fallimento italico, appunto che l'Italia tra il 2017 e il 2020 dichiarerà default. Tutti questi dati, assieme all'immigrazione, mi dicono una cosa. Mi dicono che l'immigrazione serve. È l'ultimo tassello di un puzzle. Il puzzle che si chiama default. Ve ne dico alcuni, non sono gli unici, ma alcuni velocemente. L'LTRO, manovra fatta da Draghi per finanziare le banche italiane. 1.000 miliardi emessi prestati, 250 le banche solo italiane, un'enormità, per rinforzare le banche di modo che queste possano restituire i prestiti esteri. Secondo, il MES, il meccanismo di stabilità, appunto quando avverrà il default ci sarà questo meccanismo gestito in una certa maniera. Terzo, le clausole di azione collettiva, le famose CAC, praticamente hanno da gennaio 2013 in tutti i titoli di Stato pubblici ci sono queste clausole che permettono allo Stato, all'emittente, di spostare la scadenza, di pagare in parte tutte quelle operazioni che servono nel default, come abbiamo visto in Argentina. 4. I BTP Italia. Dall'inizio mi sono chiesto come fosse possibile che l'Italia paghi di più i BTP comprati dagli italiani. Io sono sicuro che l'Italia non vuol bene agli italiani. Dunque non ha senso che remuneri di più il mercato retail italiano se tengono i titoli fino a scadenza, solo se tengono i titoli fino a scadenza. Cosa vuol dire? Che praticamente stanno spostando il debito estero, cioè il debito nei confronti dell'estero, adesso rimborsano i titoli esteri e cercano di venderli quanto più possibile in Italia, in modo tale da non creare squilibri con l'estero, problemi con l'estero, appunto perché non abbiamo più sovranità, l'Italia non ha più sovranità. Dunque questa è un'operazione per contingentare il problema in Italia, fra i risparmiatori italiani. Gli italiani, i risparmi di una vita, si farà pari e patta. Il debito da una parte, i BTP comprati dagli italiani, verrà fatto pari e patta
Ovviamente questo porterebbe a dei disordini, ma dei grossi disordini sociali. Cosa si fa per impedire questi disordini? Si importano le malattie. Semplice, lineare. Praticamente si importano clandestini senza controlli nella speranza / certezza che vengano importate malattie, contagi, problemi. Una riflessione ovvia. Chiedetevelo, se qualche vostro parente è ammalato, ha qualche brutta malattia, dove va la vostra percezione? Alla malattia o ai soldi? Ovviamente tutti noi penseremo ai nostri cari, ai problemi, e perderemmo l'interesse per quello che può essere un default, per tutto può essere quelle cose che ci sembrano lontane ma invece ci toccano. Allora l'Italia importa questi per impedire i disordini sociali. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente l'operazione a tre scopi. Il primo, indebolire la gente. Ci indebolisce perché le persone malate, le persone impaurite hanno meno coraggio. Pensano ai propri cari, pensano a curarsi. 2, distorce la percezione. Perché in caso di una grossa malattia, una grossa epidemia, a cosa pensate? A cosa pensiamo? Pensiamo all'economia, pensiamo ai soldi? No, pensiamo alla salute. La salute viene prima di tutto. Dunque, e loro sanno questa cosa. Terzo, impedire le proteste, impedire manifestazioni di piazza, i disordini sociali, perché ovviamente un default così porterebbe a disordini sociali non indifferenti. Se invece c'è qualche contagio, qualche malattia, chi è malato sta a casa a curarsi. E i familiari di questo malato avranno tutto il loro interesse, tutti i loro pensieri riguardo a questo, e chi non è ammalato, cosa molto importante, chi ha avuto la fortuna di non ammalarsi, prima di tutto ha paura di ammalarsi, dunque difficilmente va in piazza in mezzo a altra gente. Secondo, quando ci sono epidemie vengono impedite le aggregazioni di massa, dunque si ovvieranno appunto i disordini sociali impedendo con questa manovra le aggregazioni, indebolendo la gente. Posso dire che è bingo, cioè secondo me il puzzle è quasi completo. Mancava solo l'ultimo tassello di questo puzzle. Riflettiamoci bene dunque, ma non troppo, non abbiamo tempo, nel senso che ci dobbiamo attivare subito, immediatamente, per tutelare noi stessi, le nostre famiglie e il nostro futuro nostro e dei nostri figli, perché sarà colpa nostra se arriveranno tutti questi problemi, nostra di non aver agito. L'ignoranza, premesso che l'ignoranza è sempre una colpa, adesso non potrete neanche dire di essere ignoranti perché lo sapete. Dunque, se sapete questa cosa, se avete consapevolezza di questa cosa, non potete tirare via, nessuno si può tirare indietro. È una nostra responsabilità se arriveremo a essere tutti poveri, è una nostra responsabilità se arriveranno le malattie. L'Italia è il paese più illiberale, il più corrotto, il più mafioso che esista. Ci stupiamo di una cosa così? Personalmente non mi stupisco più di niente in quest'Italia. Ricordiamoci bene. Cioè, spesso c'è questa idea che se rimaniamo sul divano non succede niente, non cambia niente. Sì, non cambia sicuramente niente in meglio, ma in peggio può capitare subito. Non è che rimanendo sul divano rimaniamo così, no, se rimaniamo sul divano ad attendere, a guardare, se non ci attiviamo, le malattie arriveranno, il default arriverà, le nostre aziende chiuderanno tutte. È inutile che ci illudiamo di salvarci, tutti quanti avremo i nostri problemi. L'Italia dichiarerà sicuramente default. L'Italia non si può salvare, basta che pensiamo che negli ultimi 6 mesi il debito pubblico è aumentato di 100 miliardi di euro, poi ci dicono che è sotto controllo, ma se aumenta quasi del 5% in 6 mesi, è fuori controllo questo debito. Cioè qua siamo in una situazione grave, il default è sicuro che arriverà, l'Italia non si può salvare,
è assolutamente insalvabile. C'è solo una opzione. E a me piace l'espressione, a me piace dire che tu ci creda. Allora, perché ci credi o per convenienza, tutti diverranno indipendentisti. Non c'è destra, non c'è sinistra, non ci sono né centri sociali, non c'è Forza Nuova, non c'è niente. Ci sono solo veneti che vogliono essere felici, che vogliono vivere e vivere bene. L'indipendenza del Veneto è l'unica opzione possibile, non ve ne sono altre. L'altra opzione è morire di fame, è diventare poveri e emigrare. Io voglio vivere qui, io voglio invecchiare, voglio arrivare a 90 anni e avere i brividi sulla pelle, pensando a quello che stiamo facendo, pensando al momento storico che abbiamo vissuto e a quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto, perché una persona da sola non fa niente. Questo possiamo farlo tutti assieme, solo tutti assieme. La verità ce l'ha il popolo veneto, l'abbiamo tutti assieme, nessuno di noi ha la verità, ce l'abbiamo solo se lotteremo tutti assieme. Vi aspettiamo, viva San Marco, viva il Veneto!